I am my dream, second out, fuori secondi, qui c'è spazio solo per chi vuole essere i primi. Oggi sono qui con Sara. Ciao Sara. Ciao. Sara, faccio partire il tempo. Tu conti solo sulle tue forze? No, fortunatamente ci ho avuto tantissime persone che tengono a me e io tengo a loro, e fortunatamente durante gli anni che ho passato brutti, soprattutto l'ultimo, mi sono state vicine. Ho scoperto tantissime persone che fanno il loro lavoro con il loro cuore, che veramente non mi aspettavo. Ho avuto la famiglia, gli amici, gente che non mi aspettavo neanche di incontrare durante il mio percorso, che fortunatamente ho incontrato e mi hanno aiutata, anche perché da sola probabilmente mi sarei arresa alla prima difficoltà. Sono andata avanti perché subito non ti rendi conto di quello che stai passando. Dopo un po' capisci e ti arrendi perché dici: perché lo sto facendo? Perché soffro così tanto? Non vedi i risultati, almeno io non li vedevo. Per fortuna le mie amiche, i miei genitori mi hanno detto: Sara, è inutile che tu piangi, piangi nelle tue disgrazie. Guarda la vita col sorriso, e la mia filosofia è diventata: pensa sempre positivo, non arrenderti. Infatti quando c'è stato il Covid io felice ero perché vedevo tutti tristi, e ho detto, l'ho presa come un'occasione di pensare a me stessa, stare a casa, penso a me stessa, mi concentro su di me, cosa voglio migliorare, cosa ho di brutto, per tornare poi alla vita normale, perché prima o poi, dopo le cose brutte, devi tornare alla tua vita. Infatti fai parte anche dello Stranger Teen, no? Sì. Che cos'è? Perché noi siamo qui anche per parlare con te, proprio perché sei una ragazza forte, si vede, sei molto giovane, ma sei già molto forte, sì. Dopo quello che passi, cresci in un modo o nell'altro. Che cos'è questo? È un gruppo di adolescenti che stanno passando situazioni col tumore o amici anche, e che si trovano una volta a settimana di solito e parli, ti senti libero, e ti capiscono soprattutto. Grazie ai ragazzi che ho conosciuto lì dentro, che mi hanno raccontato le loro storie, mi hanno detto: guarda, io ce l'ho fatta, nonostante tutto. Tu dici: cavolo, posso farcela anch'io come ce l'hanno fatta loro. Ora sono ancora dentro e spero di aiutare anch'io a mia volta i nuovi ragazzi che arrivano. Sì, ti vediamo molto convinta anche, sei una ragazza giovane, forse un po' anche emozionata per queste domande. Sì, perché avendo finito da poco non ho mai avuto l'occasione di parlarne così apertamente. Speriamo insomma di riuscire anche noi a contribuire, a darti un po' di supporto, anzi ci fa molto piacere. Ecco, come hai vissuto quest'ultimo periodo? Non benissimo, però si sopravvive. Bene, abbiamo concluso la prima domanda, insomma è andata molto bene. Brava Sara. Ora il tempo lo faccio partire io e ti faccio una domanda. E quale routine faresti per il resto della tua vita? Bella domanda. Anche un po' difficile. Che routine farei? Diciamo che io sono fortunato perché faccio quello che mi piace fare. Ho fatto del mio sport il mio stile di vita e faccio già una routine che mi piace, perché comunque al di fuori dell'attività, del mio allenamento, che per una persona normale sembrerà strano, ma io ripeto milioni e milioni di volte le stesse cose per far sì che diventino dentro di me un automatismo, ok? Io sono a volte un automa, sono come un computer, schiacci un pulsante e rispondi al segnale. Ecco, io ho questa fortuna di fare quello che mi piace. Se potessi decidere di poter fare un ulteriore passo, farei qualcosa che forse mi realizzerebbe ancora di più. Per realizzarmi ancora di più credo che vorrei avere del tempo un po' più libero, quindi che fosse all'interno già della mia routine, che mi piace, ma per perfezionare ancora di più del tempo per leggere, studiare, documentarmi, avere del tempo anche per specializzarmi e professionalizzarmi ancora di più in quello che è non solo nella parte
di apprendimento, ma anche nella parte di insegnamento verso gli altri. Perché io, oltre a essere un atleta, sono anche un allenatore. Un allenatore, mi piace tanto anche insegnare, perché credo che il mio sport mi abbia dato tanto e io altrettanto devo dare agli altri. Un po' come mi hai spiegato prima tu. Tu hai ricevuto tanto e vorresti restituire quello che ti senti in debito, no? E quindi mi piacerebbe proprio dedicare del tempo, ma anche in maniera un po' più, come dire, libera, no? Siamo qui sotto queste piante a parlare, a chiacchierare. A me piace anche questa pace, sentire questa sensazione di tranquillità. A volte abbiamo una vita troppo frenetica, durante la giornata ti alzi presto, vai a letto tardi, non ti rendi conto di quante cose hai fatto durante la giornata. A volte è bello anche fermarsi a riflettere e pensare di quante cose belle sono state fatte durante la giornata, a fine settimana fermarsi e pensare quante cose belle sono state costruite durante la settimana, e a fine mese anche fare un po' un bilancio di cosa è stato fatto di positivo, e a volte anche un po' fare il bilancio di che cosa dovrebbe essere cambiato. Ecco, io credo che in questo periodo, come hai detto tu, è stato molto difficile per te, è stato difficile penso per tutti, anche per me lo è stato, però ho imparato che sicuramente posso imparare a utilizzare meglio il mio tempo. Ecco, abbiamo concluso anche questa seconda domanda. Faccio partire l'ultima volta il timer. Qual è il tuo desiderio più grande? Sembrerà un po' banale, perché in realtà è un obiettivo più che un desiderio, è il riuscire a invecchiare, avere una casa mia, fare un lavoro che mi piace, avere una famiglia, sposarmi un giorno, trasferirmi in un quartiere, magari insieme alle mie amiche o alle mie sorelle, e riuscire a avere i bambini, amici, riuscire a fare una vita normale, riuscire a fare qualcosa che ti piace per il resto della tua vita fino alla morte. Perché subito pensi, sì, tutti invecchieranno, cioè è normale. Invece quando ti arriva una botta, quando la vita ti ferma, dici, cavolo, magari invecchiare, magari diventare come i miei nonni. Magari un giorno riuscire a dire, nipoti, guardate, quando io avevo 15 anni ho avuto un anno difficile, ho avuto il tumore, mi hanno operato e tutto, e dire, cavolo nonna, e oggi sei ancora qui, sei ancora sposata, hai nipoti, figli, hai amici ancora, hai una vita normale, in poche parole. Hai fatto quello che ti piaceva, sei riuscita a superare tutto, sei arrivata oggi e ce lo stai raccontando, e magari senza piangere. È un obiettivo di una vita. Bello. Sì. E il tuo? Per me invece, intanto grazie, perché insomma hai dato secondo me dimostrazione di essere consapevole di che cos'è anche la vita. Il mio desiderio più grande è quello di riuscire a dare, non dico a tutti perché credo che il mondo non possiamo salvarlo, ognuno non può salvare il mondo, però possiamo contribuire una piccola parte. Quindi dare in un futuro le opportunità che magari a delle persone che magari non hanno avuto delle opportunità nella vita. Quindi diciamo il mio grosso desiderio è quello di redistribuire in maniera equa le opportunità. Ci sono dei ragazzini che magari, parlo da sportivo, quindi io sono molto legato all'ambiente sportivo. Riuscire a dare a dei bambini, a dei ragazzi che magari la famiglia non può dare delle opportunità, trovare una persona, vorrei essere una persona di loro, come dire, a loro molto vicina, e riuscire a dare a loro delle belle opportunità nella vita. Ecco, questa è una cosa che io ci tengo molto, riuscire magari a far crescere un ragazzino in maniera corretta, ma anche allo stesso tempo a creargli un futuro sia a livello lavorativo, ma anche a livello di pensiero, anche a livello di formazione. Ecco, questa è una cosa che tantissimo mi piacerebbe fare, perché credo che noi tutti abbiamo avuto delle opportunità, poi c'è chi ha saputo sfruttarle e chi invece poi ha buttato via tante opportunità. Ecco, io grazie del tuo
contributo, spero che questa intervista sia stata anche di tuo gradimento. Io ti ringrazio perché sei stata veramente brava, grazie Sara. Sara, ecco un pensierino per te, la maglietta di I Am My Dream, credo che possa piacerti. Ci attacco su anche il timbro di fabbrica di I Am My Dream, eccolo qua, quindi detto e fatto. Ecco qua. I tuoi sogni chiamano gli obiettivi. Brava Sara. Grazie mille.